Presidente Serracchiani, oggi ha inaugurato un altro importante tassello della sanità regionale. Sì, grazie alla riforma della sanità abbiamo mappato quelle che sono le esigenze e i bisogni della nostra sanità e quindi oggi, importante, abbiamo allocato 103 milioni di euro sugli investimenti e proprio oggi, utilizzando i fondi già allocati in precedenza, abbiamo inaugurato la risonanza magnetica 3 Tesla qui a Cattinara. È un macchinario importantissimo che serve davvero tanto per fare le diagnosi più veloci, migliori, ovviamente con più chiarezza, e credo che sia appunto quel tassello importante che fa di Cattinara uno dei nostri punti di eccellenza nella regione e soprattutto con quei 103 milioni di euro che ricordavo abbiamo già indicato nuovi investimenti da fare, tra cui la CityPet. Presidente, lei ha evidenziato anche l'importanza di investire sui team. Importante, sì, abbiamo accompagnato questi nuovi impianti tecnologici con una formazione adeguata, una riqualificazione professionale, perché è chiaro che mettiamo a disposizione dei macchinari super tecnologici e innovativi, ma dobbiamo avere anche il personale che li sappia utilizzare bene. Devo dire che abbiamo trovato veramente delle grandi professionalità. Assessore Tedesca, oggi si aggiunge al panorama della sanità regionale un altro importante tassello. Eh sì, questa risonanza magnetica 3 Tesla è una tecnologia avanzatissima, importante per questa azienda sanitaria integrata con anche l'università e quindi con la ricerca e la didattica. È un'acquisizione importante. Abbiamo sempre detto che dobbiamo usare bene le risorse anche sugli investimenti, non solo sulla spesa corrente, per acquisire le tecnologie dove servono e soprattutto dove c'è la qualità anche dei professionisti che la devono utilizzare. Qui si verificano tutte queste condizioni e credo che questo vada a vantaggio sicuramente di tutti i pazienti, ma va a vantaggio anche degli studenti, di chi deve imparare e soprattutto di chi deve fare ricerca. Credo che questo sia un passo avanti importante in un momento in cui stiamo facendo tante acquisizioni di tecnologia, tanta innovazione tecnologica, perché la sanità ha bisogno anche di questo.